Ciao a tutti, come sapete io sono Laura, mi occupo all'interno della Fenice Immobiliare di sviluppare le consulenze per quanto riguarda la valorizzazione immobiliare. Questo non lo faccio da solo, lo faccio insieme al nostro team e oggi sono qui in questo appartamento perché vi voglio raccontare questo caso studio. Ho scelto questo angolo perché forse proprio da qui è partito il progetto di questa casa. Quando sono venuta a vederla, sono venuta a vedere quelli che erano gli spazi e quelli che erano gli arredi che erano posizionati all'interno dell'immobile. La prima cosa che mi è saltata all'occhio è stato il fatto che questo appartamento molto luminoso non era valorizzato per la posizione che aveva dai colori che erano stati utilizzati dal proprietario. Quando un appartamento deve essere messo in vendita, la prima cosa che bisogna sempre tenere sotto controllo è la personalizzazione, perché ci andiamo a rivolgere ad un mercato che è molto più ampio, quindi dobbiamo cercare di raggiungere maggiori persone possibili, attirandole attraverso l'immagine, lo studio dei colori e la valorizzazione proprio anche di quelli che sono gli spazi. Questa camera qui è una camera molto ampia di questo appartamento e quindi abbiamo deciso di tirar fuori proprio l'anima di questa stanza utilizzando questi colori che voi vedete alle mie spalle, che sono comunque colori chiari, quindi un azzurro, un verde acqua, un grigio che contrasti per quanto riguarda l'uso degli altri colori, anche il bilanciamento dell'immagine stessa attraverso la fotografia, quindi nulla viene proprio lasciato al caso nemmeno nello studio dei colori per quanto riguarda poi la rendita sull'immagine fotografica. Quindi è stata alleggerita per quanto riguarda gli arredi, perché comunque è una camera che non andrà riempita di mobilio. Far percepire in fase di visita al potenziale cliente come devono essere magari valorizzati gli spazi e utilizzati gli spazi, utilizzare questo tipo di strategia è veramente ottimale anche per chi viene a vedere l'immobile, perché magari può già avere degli spunti di idee. La parte del soggiorno è stato preso a riferimento tutto quello che era il pavimento, perché non è stata fatta nessun tipo di variazione per quanto riguarda le finiture, quindi le porte piuttosto che il pavimento. Abbiamo visto che in terra c'era una greca che comandava e quindi abbiamo deciso di valorizzare il pavimento che c'era, che era già un pavimento importante con questa greca, esaltandone i colori che dominavano già all'interno della greca stessa, quindi sono stati utilizzati dei rosa. È stato posizionato anche lì un mobilio molto semplice, tenendo una linea di arredo anche per quanto riguarda la tipologia di spazio, perché è un ambiente stretto, quindi non particolarmente ampio nella larghezza e lungo. Quindi tutte queste situazioni studiate nel dettaglio per la tipologia anche di cliente finale, piuttosto che studio del colore rapportato a quelle che erano le finiture esistenti che non sono state modificate, hanno avuto una resa fotografica anche nell'annuncio immobiliare decisamente ottimale, per far sì che il potenziale cliente, vedendo le immagini e capendo la potenzialità dell'immobile, venisse attratto a cliccare per venire a visualizzare dal vivo questo appartamento. Questo è avvenuto e adesso vi voglio parlare più in termini pratici di questo caso studio. Questo appartamento è stato messo in vendita ai primi di giugno, è stata fatta una proposta a settembre, siamo a metà ottobre, abbiamo già fatto la seconda tranche di compromesso, entro fine anno andremo già a Rogito. Quindi questo vuol dire che per un appartamento che era già sul mercato da 2 anni e mezzo, il proprietario, applicando delle strategie mirate sia dal punto di vista della trasformazione dell'immobile con una valorizzazione immobiliare, che anche dal punto di vista strategico di marketing, quindi utilizzando delle immagini di alta qualità e dei video di interni, nell'arco di 60 giorni ha portato a termine la vendita del suo immobile. Questo grazie alla fiducia che ha avuto nella nostra agenzia e alla fiducia che ha avuto nella mia persona anche per quanto riguarda quindi la scelta degli arredi e la valorizzazione del suo immobile. Mi fa piacere condividere questo caso studio perché questi sono risultati tangibili delle strategie che noi applichiamo all'interno della nostra agenzia e che sono veramente delle innovazioni per quanto riguarda oggi la vendita dell'immobile. Presentare l'immobile al meglio, far sì che le persone che vengono a vedere un immobile possano vivere un'esperienza piacevole, quindi potendosi rendere conto di quelli che sono gli spazi, godere appieno di quello che è l'immobile e avere anche una visione di immagine futura di quello che quell'immobile lì può diventare. Quindi vi saluto e
ho avuto un estremo piacere a condividere con voi questo risultato e questo caso studio. Ci vediamo nei prossimi casi studio, perché proprio adesso sto iniziando un progetto che condividerò con voi prossimamente. Ciao e buona giornata!